Casimiro e Lopez dietro Bonu. Buona perissima. Facciamo una piazza. Un dito praticamente si entriamo. Uno dei più classici dei testacoda a fare punti per motivi diversi è l'obiettivo di oggi, amici di Sportissili. Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Franco Lomanaco di Palermo ETF Monreale. Siamo nella 12ª giornata del girone B palermitano del campionato Under 19 siciliano. Partita quasi del tutto scritta quella di questo pomeriggio, con il Monreale che vuole continuare la striscia di vittorie consecutive, obiettivo inseguire la Parmonval per la vittoria del campionato in quello che oggi è anche campo del club di Mondello, ma contro la TF che con la Parmonval paradossalmente ha ottenuto l'unico punto del suo campionato. Le due formazioni, TF in maglia giallo-blu con pantaloncini blu scuri, il 4-3-2-1 di Stefano in porta, Mazzola, Castellana, Lombardo e Sirchia da destra verso sinistra in difesa, centrocampo La Mattina, Gatto e Noto sulla tre quarti, Lopez e Casimiro alle spalle dell'unica punta Bonura, dall'altro lato il Monreale in maglia bianco-azzurra e pantaloncini blu scuri con Cannella in porta, 3-5-2 in difesa, Francesco Parlato, Davi e Daniello, a centrocampo Follari, Randazzo, Barcellona, Stefano Parlato e Uzzo. Le due punte sono Costantino e Sedita, tutti comodi. Inizia TF Monreale con il primo possesso per la TF con la fascia di sinistra con Castellana, poi va a guadagnare una rimessa Sirchia. Clima tranquillo oggi a Palermo, c'è del sole, potrebbe dar fastidio anche se è parzialmente coperto dalle nuvole. Monreale che si propone subito in avanti con l'aggancio provato da Stefano Parlato, vice capitano di questa squadra, tra i migliori realizzatori della squadra ospite. Verticalizzazione in area di rigore con il pallone calciato fuori da parte di Costantino, che invece il bomber della Monreale, 10 gol, e riduce da 3 partite a segno, ne ha fatti 4 con la doppietta alla 9ª giornata prima della pausa natalizia in casa del Partinico Audace. Partita vinta 6-1 lì al San Salvatore di Partinico. E già subito con il tentativo verso la porta difesa da Di Stefano. Che oggi ha un grande desiderio, quello di difendere al massimo delle proprie possibilità la porta della TF, tanto attaccata all'andata, finì 10-2 per il Monreale. Fu la prima giornata di questo campionato juniores, di conseguenza la partita di oggi è per la prima giornata di ritorno. Monreale che vuole continuare a far bene, ma con la ATF che qui si va a difendere. Spazzando il pallone in fallo laterale.
Si aspetta un pallone con Francesco Parlato pronto alla battuta. Arriva dall'altro lato del campo, ovvero dove ci sono le panchine delle due squadre. Abbastanza rimaneggiata quella della TF con Trimarchi, Ricobono e Campa a disposizione, mentre il Monreale può fare entrare Rancatore, Golino, Cristofalo, Giaimo, De Cofano, Brocco, Pompasso e Greco. Altro tiro con la conclusione, parata da Di Stefano e Costantino sotto porta, non può sbagliare, in vantaggio il Monreale subito al quarto minuto con Costantino, e sono 11 in stagione per l'attaccante bianco-azzurro. La conclusione è da lontano, il rimbalzo che ha ingannato Di Stefano. Costantino da bomber puro non può sbagliare. E allora 1-0, si sblocca la partita come da pronostico. In vantaggio il Monreale con Costantino. E allora vanno a diventare 5 gol nelle ultime 4 partite, compresa questa qui, che ancora deve avere uno sviluppo, ma già con il vantaggio monrealese si sta indirizzando in un binario. Quella dell'andata fu una delle tante vittorie larghe del Monreale in stagione, oltre al 6-1 contro il Partinico Dace. C'è stato anche il 5-1 in casa del San Vincenzo, ma anche le ultime partite hanno avuto 5 gol segnati dalla squadra allenata da Di Gaetano. Le vittorie contro la Don Bosco Partinico e a Terrasini l'ultima contro il Cinisi 5-3. TF invece che, come dicevamo in apertura, ha conquistato soltanto un punto, sempre qui al Francolo Monaco di Palermo contro la Parmonval. Finì 2-2 appena 2 partite fa, perché la scorsa la perse sempre qui al Monaco contro il Cus Palermo, finì 5-2. Mentre nella prima fase di stagione soltanto sconfitte. Questo campionato ci sono 2 turni di riposo da rispettare per ciascuna squadra, vissuti entrambi male dalla TF, anche perché ci fu la sconfitta con il Cinisi qui al Francolo Monaco, il turno di riposo, e poi un'altra sconfitta pesante contro il Resultana San Lorenzo per 5-0, quindi doppia sconfitta con in mezzo la pausa, per di più senza segnare neanche un gol. A livello psicologico sono segnali che contano soprattutto per ragazzi giovani come questi. Parliamo di classe 2004-2005, che fanno parte della categoria juniores. Si alza anche un po' di vento, ma parliamo del freschetto quello giusto, quello che ci sta. E anzi siamo in un periodo abbastanza freddo per quanto riguarda la provincia di Palermo. Anzi, il sole del pomeriggio ha ristabilito un po' la situazione. Manovra il pallone, la TF però non riesce ad andare
avanti la mattina. Fallo stavolta grave con grido incluso su Castellano, il capitano dei gialloblu. Calcio di punizione per la squadra di casa. Arrivano indicazioni per la mattina dalla panchina. Pallone lungo, colpo di testa a liberare, non la vede più Casimiro. Ancora il pallone calciato da Casimiro e un'apertura verso il lato corto dell'area di rigore. Era stato cercato Lopez. La presa di Cannella, lui che ha qualche esperienza anche con l'ormai vecchia prima squadra del Monreale, che fino all'anno scorso giocava in eccellenza. Si è salvata al playout contro il Marsala, partita finita 3-0 senza storia, ma quest'estate, l'ultima, Monreale non si è iscritto, avanza a Sedita, area di rigore, indirizza sul secondo palo, bel pallone questo qui, il gol di Sedita che raddoppia per il Monreale. Segnano così entrambi gli attaccanti, prima Costantino e poi Sedita. Due a 0 Monreale nell'arco di 10 minuti. Per Sedita questo qui è il terzo gol stagionale, tutti e tre segnati nelle ultime 3 partite, sempre inclusa questa qui. Segnò su calcio di rigore contro il Cinisi, un ritorno al gol su azione, l'ultimo segnato nel 5-0 contro la Don Bosco Partinico. Intervento irregolare fischiato dall'arbitro di questo pomeriggio, Marco Fiorino di Palermo. E allora opportunità per la TF su calcio di punizione, la speranza di mettere un buon pallone in mezzo per Gatto che va la battuta. Due in barriera sistemati da Cannella, pallone larghissimo, non lo è riuscito a prendere la mattina, e comunque rimessa per la TF, pallone che rimbalza sul viso di due giocatori e TF che rimane così in proiezione offensiva. Ha guadagnato un altro calcio di punizione, stavolta dall'altro lato. Stavolta va Lopez, ma dalla panchina gli chiedono di lasciare la battuta a Gatto, che adesso ha la chance per rifarsi dopo il pallone buttato largo poco fa. Va Gatto peggio di prima, pallone che praticamente va a infilarsi tra i rami di un albero dietro la porta. Traduzione, pallone che non può essere recuperato, almeno si cercherà di recuperarlo più in là durante l'intervallo oppure a fine partita. Palloni che sono in queste categorie giovanili ma anche nei campionati dilettantistici preziosi, perché sono in possesso delle varie società
palloni che vengono portati sia da parte della società di casa ovviamente, ma anche per la società in trasferta c'è questo lavoro in più da parte dei vari magazzinieri. Soprattutto per il riscaldamento prepartita. Tanto svirgolata da parte di Davi, conclusione alta. Provata dalla TF con Bonura che era lì in zona d'attacco. Pallone regalato ancora alla squadra giallo-blu. Il recupero di Mazzola ci mette la gamba per difendere Uzzo. Sedita sponda per Uzzo, finisce giù il recupero di Lopez che deve fare i conti con Sedita. Ultimo tocco il suo, rimessa per la ATF. Pallone non passato inizialmente da Lopez, poi c'è un intervento regolare secondo l'arbitro, si continua per il vantaggio. La proposta di Bonura in profondità. Altro pallone regalato per la ATF, Noto, imperfetto dal limite. TF che discute nel gestire questi palloni con più calma, perché sono arrivate due chance importanti, potenziali, buttate fuori. Altra conclusione larga provata da Gatto, se ne aggiunge un'altra. Dalla panchina vengono apprezzati i tentativi della TF. Siamo ancora agli albori di questa partita, essendo al primo quarto d'ora ormai superato. Svantaggio di 2-0 per la ATF. Intanto grandissimo il passaggio di Uzzo, nessuna intesa con Randazzo, partita ancora lunga, quindi scenari che sono abbastanza aperti per giocarsela. Entrambe le squadre inoltre giocano sullo stesso terreno di gioco, ovvero quello in terra battuta. Reale che gioca in casa al Bonocore, sempre a Palermo, quello che non fu il campo per le partite della prima squadra che l'anno scorso, la prima parte di stagione, la disputò a Carini al Pasqualino Stadium e poi si è trasferita al Rivolla di Palermo. Entrambi i campi in erba sintetica. Pallone alzato anche con qualche colpo sul viso nel rischio di farsi male. Tutto che alla fine cerca lo stacco di testa a Sedita. Il pallone arriva nella zona di Lopez che trova la rimessa per la respinta di Uzzo. Gatto si ferma perché ha davanti la linea del fallo laterale. Rimpallo favorevole per Lopez che guadagna ancora un po' più di metri. Il recupero della Monreale però ferma l'azione della TF. La mattina nulla da fare. Pallone controllato adesso dagli ospiti con il passaggio di Costantino che adesso corre per riceverla di nuovo. Deve fare i conti con Lombardo che effettua una buonissima copertura
La TF però batte male la rimessa e su questo gli arbitri sono un po' intransigenti. C'è il cambio, nulla cambia perché la TF ha recuperato il possesso. Sempre 2-0, il gol di Costantino al 4° minuto e di Seidita al 10°. Pallone passato in mezzo al campo, può recuperarlo Lopez. C'è Barcellona in pressione, si va dall'altro lato con la corsa di Noto, il tacco di Noto, arriva Randazzo a lanciare il più lontano possibile. Pallone lisciato da Barcellona, Uzzo la alza lui, altro duello in mezzo al campo, Seidita, colpo di testa in corsa, c'è Randazzo, cerca di portarla avanti, viene regalata ai giocatori della TF con la Mattina che gestisce sul centro-destra di difesa. Adesso tocca questo pallone, mette in movimento in questo modo Castellana, va avanti, giù, calcio di punizione da posizione interessante. Il fallo da parte del Monreale. Situazione in cui è stato protagonista Folari e TF che potrebbe anche calciare da lì. Ne vuole 4 Cannella. TF che eventualmente punta anche sulla ribattuta. Si può andare con il piazzato provato da Castellana, facilmente addomesticato da Cannella. Pallone calciato debolmente. Cannella anche agevolato dal rimbalzo davanti a sé. Pallone spazzato con l'intenzione di trovare qualcuno. Si trova solamente Di Stefano. Mazzola. Servizio sbagliato. Non contentissimo Lopez. La Mattina di testa, il liscio di Mazzola, poi non va a passare Uzzo. Francesco Parlato, rimessa con Costantino che va a fronteggiare gli avversari, cross basso, questo è il suo tentativo. La TF libera Uzzo a duello lì proprio dove c'è una zona di campo ai limiti del praticabile, con del fango che si è creato a causa delle piogge che sono rimaste lì. Lancia a cambiare, colpo di testa, il pallone profondo di Fallari dall'altro lato, finisce fuori. Monreale che resta in proiezione offensiva. Battuta la rimessa con l'attacco di Seidita. Rimessa adesso affidata a Uzzo.
controllo con il colpo di testa di Sedita, si va fuori ed è sempre Uzzo. Controllo di Costantino, la mantiene in campo e va ancora avanti all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Monreale che insiste in tanti a muoversi, regalato il pallone. TF che non ha tantissimo spazio da quelle parti, colpo di testa di Barcellona, finisce anche giù. Il giocatore biancazzurro, doppio rimpallo, ce la fa passarla Casimiro, ma agli avversari. Metà del primo tempo che se n'è andata. TF che ha preso le misure dopo i 2 gol subiti nei primi 10 minuti. Ha chiesto più coraggio a Lopez. Lancio sbagliato questo qui. Mazzola, la mattina scambiano i due. C'è la pressione di Sedita, poi Gatto in mezzo al campo per Castellana. Ancora dietro per la mattina. Mazzola. Arriva Uzzo. Nessun fallo secondo l'arbitro. Soltanto rimessa laterale con Uzzo alla battuta. Sul controllo di Barcellona. Cerca di cavarsela in un secondo momento. Arriva Lopez. Passaggio per Noto. Possesso recuperato da parte di Randazzo, ma si continua a lottare in mezzo al campo. Gatto. Ancora la TF con Castellana. Pallone che scorre quasi a toccare la bandierina del calcio d'angolo. C'è un fallo in attacco. E calcio di punizione per il Monreale, che a livello giovanile quest'estate ha avuto una grande soddisfazione con l'approdo di Joseph Cervello alla Lazio, classe 2005, che l'anno scorso fu il titolare, specialmente nella seconda parte di stagione in eccellenza siciliana. L'approdo in un settore giovanile di una società professionistica. Lui che è stato anche in prova al Palermo, poi il trasferimento definitivo nel Lazio, alla Lazio. Follari va a superare Sirchia, sì. Follari in area di rigore, mette dentro, mette largo il pallone di Uzzo, non calciato, adesso sì, alto da Randazzo. Nuovo tentativo del Monreale, dopo un po' di tempo tra l'altro. Randazzo, proposta alla ricerca di Sedita, pallone che rimbalza sulla schiena dell'attaccante biancazzurro. Ancora Sedita dal limite, preferisce allargare, non calciare. Il pallone rimane nella lunetta. Alla fine la conclusione definitiva non è arrivata. Follari. Barcellona dalle parti di Francesco Parlato. Uzzo.
Sedita il controllo con il petto, se la lunga da solo, non guadagna il calcio di punizione perché poi il possesso ce l'ha Uzzo. Tiro centrale per Di Stefano. Nuova gestione per il Monreale. Poi impreciso Daniello, il tocco di Casimiro. È tutto ok secondo l'arbitro nei vari contrasti che si vanno a sviluppare in mezzo al campo. Il rilancio di Daniello Seidita mette in movimento i propri compagni. Allora Stefano ha parlato in mezzo a cercare la testa di Costantino, che il tuffo fa doppietta, fa 3-0 per il Monreale. Il gol di Costantino. Il lavoro di Stefano Parlato per il proprio Bomber, che ne fa un altro nella giornata di oggi. Il Monreale fa 3-0. (3-0) dunque per gli ospiti, con il gol numero 12 in campionato per Alessio Costantino. Torna dopo 2 partite a realizzare una doppietta. Ma ancora mancano 60 minuti di gioco, quindi ha la possibilità per incrementare lo score personale odierno, quello di oggi. Sedita, mezzo a 2, ci pensa alla fine Noto a risolvere con il tacco verso la zona di Mazzola, nessun aggancio del terzino della TF. Tanti colpi di testa, nessuno a prenderla in maniera concreta. Si salva Randazzo, se ne va poi da Daniello. Ancora Randazzo, Barcellona, passaggio in profondità, non è perfetto il colpo verso Costantino, che comunque ci ha creduto su questo pallone. Se ne sta andando anche quel poco sole che era rimasto, poco coperto dalle nuvole, qui ad illuminare il Francolo Monaco. Gamba piuttosto alta, quella di Noto, un po' pericoloso nell'intervento. Francesco Parlato per Uzzo, avanza Stefano Parlato, si va dall'altro lato con il passaggio di Follari. Si sente il colpo a 2, pallone che rimbalza davanti di Stefano, termina oltre la traversa. Tanti episodi su questo difficile campo di palloni che vanno a rimbalzare, a scavalcare il portiere, ma in genere nei campi in terra battuta è una situazione tipica
Infatti il tiro da fuori è un'opzione abbastanza scelta dai ragazzi che vanno a giocare. Noto profondo, protezione di Francesco Parlato e copertura del pallone. Chiefe che desiderava l'angolo un po' impossibile da ottenere. Costantino a fare i conti con Lombardo. Sedita verso Costantino. Lancio lungo, colpo di testa di Follari. Altro pallone gestito a terra. Follari poi finisce per commettere fallo. Battuta un po' male la punizione. Sedita perde il duello. Mazzola, doppio aggancio con il Monreale che perde così il possesso. Uzzo nella corsa, si prende comunque la rimessa. Ancora Francesco Parlato. Daniello. Pallone alla fine passato a nuoto. Lo passa malissimo. Lo scambio di prima voluto da Sedita. Va a prendersela la mattina. Lotta Daniello. Fallo. Ultimi 10 per questo primo tempo. Qui al Francolo Monaco. Punizione per i gialloblu. La proposta, esce Cannella in maniera pericolosa. Nessuno però che va ad attaccare la porta del Monreale. Rimessa TF, che quando prende il possesso non lo perde proprio subito. Cioè continua a creare spunti, occasioni, pensieri per la porta avversaria. Un po' lo hanno dimostrato quelle occasioni senza centrare lo specchio della porta, però non si sono rivelate una tantum.
Continua la lotta, 6 dita salgono in 3 della Monreale, si vede l'avanzata di Follari, pallone messo dentro, respinge la Mattina, ancora 6 dita, rimpalla a favore, nonostante il colpo a spazzare di Noto capitato sulle gambe dell'attaccante del Monreale. Spazza Davì, la gestione di Follari, l'uscita palla al piede di Francesco Parlato. Gioco però fermo. Perché c'è qualche problema. Per Randazzo, che si è dovuto fermare momentaneamente. Mini break a questo punto perché la TF è riunita verso la propria panchina. Stessa cosa per il Monreale che si va a rinfrescare. Anche un po' di spray precauzionali. C'è subito un cambio. Randazzo sembra non farcela, infatti entra De Cofano al suo posto. Primo cambio dunque della partita del Monreale con l'ingresso di De Cofano al posto di Randazzo. Apertura con Uzzo in profondità, la gestione e il tiro fuori di Stefano Parlato. Cercato il primo palo, il tentativo di metterla sotto l'incrocio. Niente da fare. Il recupero di Uzzo verso l'interno, Sedita cade, conquista la punizione. Il fallo di Gatto. Giocatore leggermente più pericoloso rispetto agli altri in casa TF. Due sulla punta di battuta, il nuovo entrato De Cofano che potrebbe andare con il sinistro. È una finta la sua per Stefano Parlato. Parte Parlato, fuori. Bel pallone comunque, perché c'era della precisione sì, ma non a centrare la porta. Barcellona di testa va anche Casimiro, pressato da De Cofano, messo fuori portata e fallo. E calcio di punizione per la ATF. Cambio anche nella TF. Pallone messo in mezzo.
c'è stato l'ingresso di Campa per i gialloblu. Alzata di Barcellona, 6 dita di testa. Casemiro si la allunga. C'è Francesco Parlato che la tocca, allora deve risolvere in qualche modo, non può mica farla lasciare scorrere sul fondo per i suoi. Si va a prendere comunque la rimessa, dato il duello con Casemiro. Puzzo contro Mazzola, alla meglio il giocatore della TF, del lancio lungo di Noto, c'è fuori gioco per Lopez. Follari, sponda, va a toccare Gatto nella zona di Lombardo con Costantino che cercava la rimessa quantomeno. Un'altra rimessa battuta male per l'arbitro, allora cambio. L'arbitro fa il gesto della battuta corretta dietro la testa, nella zona della nuca. Dentro il tempo di recupero, l'arbitro che sta facendo giocare almeno 2 minuti date le interruzioni e 2 cambi, quindi 1 minuto a motivo, anche se arriva adesso il fischio dell'arbitro, soltanto 1 di recupero. Va bene così per Marco Fiorino di Palermo. 3-0 Monreale, dopo i primi 45 le reti segnate da Costantino al quarto minuto, il raddoppio di Seidita al decimo e il 3-0 segnato da Costantino al 30esimo, alla mezz'ora di questo primo tempo in cui ha visto il Monreale sì giocare. Non ci sono state tantissime occasioni, però il Monreale è riuscito a essere cinico, approfittando un po' dei primi minuti in cui di solito bisogna familiarizzare con il campo. Il Monreale ha segnato i primi 2 gol nei primi 10 minuti, si è portato avanti TF che al momento non ha centrato lo specchio della porta nelle opportunità che ha avuto. Vedremo che ripresa sarà, noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra meno di un quarto d'ora per i secondi 45 minuti di TF Monreale. Allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri si affrontano Don Carlo Misilmeri e Castellammare squadre con obiettivi diversi ma da un vissuto in avvio di 2023 abbastanza simile. La squadra
guidata da mister Salvatore Aronica arriva dal pareggio in rimonta a Mazara del Vallo contro la Mazzarese. Dall'altra parte una squadra che ha perso in rimonta in casa contro il lanciatissimo Enna. Dunque mettiamoci comodi per questa partita che inizia con una palla gol in favore degli ospiti. Qui dopo un disimpegno errato alla difesa della Don Carlo, tentativo da parte di Maltese con la palla che si perde fuori, ma dopo pochi secondi arriva l'azione che sblocca la partita. Break sulla sinistra di Mendola che mette al centro il pallone, c'è la deviazione maldestra da parte di Priola e passa in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Come all'andata va in gol Luigi Mendola, assegniamo a lui la marcatura che vale l'1-0 in favore della squadra di mister Aroni, che insiste. La formazione biancorossa con un ispiratissimo Lucera a sinistra, poi c'è questo cross per Manfred che ci prova 2 volte. La prima volta è bravissimo il portiere, la seconda volta lui non riesce a indirizzare. 27 minuti, ancora Raimondo Lucera ispirato sulla sinistra, riesce ad andare via a un avversario, poi la mette in mezzo per Manfred che questa volta trova la porta, batte il portiere, trova il gol del 2-0 in favore della Don Carlo Misilmeri. Va ad esultare con le mani alle orecchie in direzione del pubblico presente al Giovanni Aloisio. Ancora in gol in casa Vincenzo Manfredo con la bellissima sforbiciata sul campo della Mazzarese al 34esimo. Nuovi cenni di presenza sul campo del Castellammare con questo tentativo di Bartolo Caronia di controbalzo. Blocca senza problemi Marino al 35esimo. Ancora però la Don Carlo, grande giocata di Raimondo Lucera per Vincenzo Manfred che a tu per tu col portiere non sbaglia. Doppietta personale, 3-0 per la Don Carlo. Tutti giustamente vanno ad abbracciare e a complimentarsi con Raimondo Lucera, autore di una giocata da grande calciatore qual è. E allora si va al riposo sul risultato di 3-0 per la Don Carlo. Don Carlo che parte forte anche nella ripresa, bel filtrante qui per Raimondo Lucera che scatta in posizione regolare, sventato per tu col portiere, apre il piattone, la mette all'angolino alla sinistra nell'estremo difensore del Castellammare. Dopo neanche un minuto cambia il punteggio al Giovanni Aloisio, 4-0. Torna a segnare Raimondo Lucera, primo gol del 2023 anche per lui. È partita che si mette sempre più in discesa per la Don Carlo che qui subisce sui sviluppi di una palla inattiva, non perfetto nell'uscita, in questo caso Marino, poi la palla sbatte sulla traversa, chiedono il gol i giocatori del Castellammare ma non vengono accontentati dall'arbitro. Poi gran palla qui di Mendola intercettata dalla difesa, arriva dalle retrovie ancora la Don Carlo che attacca con questo servizio per la Vardera, entrata in campo nella ripresa, ci vuole un grande intervento del portiere del Castellammare ad evitare il gol del 5-0, poi calcio di punizione in favore del Castellammare a 5 dalla fine. Prima vera grande parata di Simone Marino che nega per il momento la rete della bandiera. Nel frattempo però arriva il 5-0 con questo gran destro di Claudio Lavardera. Primo gol in maglia Don Carlo Misilmeri per l'attaccante arrivato a dicembre, ex giocatore del Gelbison anche lui, come altri ragazzi arrivati a dicembre alla Don Carlo. Però al 90esimo minuto dalla fine questa conclusione velenosa di Oliveri che batte Marino, non riesce a tenere la porta inviolata il giovane portiere al rientro dopo il forfait di Mazzara del Vallo. In ogni caso però è festa per la Don Carlo Misilmeri che vince per 5-1, si sblocca nel 2023, vittoria che mancava dal rotondo 11-1 in casa contro la Parmonval e torna a farsi sentire nella corsa per le primissime posizioni del campionato di eccellenza. Scocca l'ora del derby allo stadio Santa Barbara di Cefalù, di fronte il Lascari Cefalù di Claudio Grimaudo contro il Geraci di mister Mirto, capolista indiscussa del girone B del campionato di promozione. Si gioca su un terreno di gioco che è riuscito a tenere botta nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. Poi si comincia ed è clima derby come da tempo mancava tra le piazze di Cefalù e Geraci. Inizia la partita e subito un grande brivido dopo una ventina di secondi, rimessa laterale per il Lascari Cefalù che è partito forte in questo incontro. La palla arriva in qualche modo in area dove c'è Sferruzza che da pochi passi non riesce a battere Mirko De Miere. Passano tanti minuti, grande tatticismo, anche grande agonismo in campo, colpo di testa di Morciaro, la palla che sorvola la traversa, ma quasi 2 minuti dopo su questo calcio di punizione arriva in spaccata Sferruzza il miracolo di Mirko De Miere, prima grande parata del portiere del Geraci. Qui Serio in qualche modo cerca di creare, non ci riesce, la palla torna
a disposizione delle Lascari Cefalù. Siamo al minuto 28 con la palla che arriva al limite dell'area, conclusione di Sferruzza, la accompagna fuori De Miere, palla che si perde sul fondo. Siamo poi alla mezz'ora, il cross dalla destra, non esce bene De Miere questa volta, ci prova Mocciaro col primo colpo di testa, allontana la difesa della Geraci, poi in qualche modo si salva la capolista con la palla che si perde fuori anche dopo un fischio arbitrale. Qui la grande giocata di Marrone, siamo al minuto 34, palla messa in mezzo per la Mattina che colpisce il palo a Fiducia completamente immobile, occasionissima subito per la capolista. Poi al minuto 37 altra rimessa laterale, questa volta da sinistra, viene steso Sferruzza, l'arbitro non ha dubbi, concede il calcio di rigore al minuto 38 per il Lascari Cefalù. La rincorsa da parte di Sferruzza che spiazza De Miere, segna l'1-0, va ad esultare davanti alla tribuna del Santa Barbara che è in tripudio per il vantaggio della squadra di Mister Grimaldo, che dunque sblocca la situazione. Ma non è finita qui, perché passano poco meno di 3 minuti, altro fallo laterale, il leitmotiv di gran parte degli attacchi dell'Ascari Cefalù, con la palla che arriva in area dopo la spizzata dove c'è Mocciaro, la rovesciata di Mocciaro, spiazzato De Miere, il gol del 2-0, un capolavoro da parte di Danny Mocciaro, che poi viene travolto dai compagni di squadra per un gol bellissimo e importantissimo, perché porta il Lascari Cefalù in vantaggio per 2-0 proprio poco prima, qualche minuto prima dell'intervallo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0. Ma inizia forte il secondo tempo del Geraci, grande giocata da parte di Mirko Marrone che mette a sedere mezza difesa dell'Ascari Cefalù, segna il gol del 2-1, a un bellissimo gol ne risponde un altro, è quello che riapre i giochi. A poco più di mezz'ora dalla fine si getterà all'assalto dell'area di rigore dell'Ascari Cefalù il Geraci, che però non riesce a produrre più di questo calcio di punizione di Gioacchino Serio, palla insidiosa ma bloccata da Fiducia. Poi nel rovente finale ci prova anche il Lascari a venire fuori sui sviluppi di una palla inattiva, calcia, abbatte col destro la palla sopra la traversa, poi un'azione improvvisa, estemporanea, con il colpo di testa di Keita appena entrato in campo, la palla che sorvola la traversa, ma nulla in confronto a quello che stiamo per vedere. Calcio di punizione per il Geraci, sul pallone come sempre Gioacchino Serio, la palla che spiove, smanacciata da Fiducia, poi la volée da parte di Marrone, la palla che passa ma non trova lo specchio della porta. E questa l'ultima emozione di un bellissimo derby vinto dall'Ascari Cefalù, che riesce a ottenere 3 punti pesanti. Si ferma la capolista Geraci, che ha comunque un buon vantaggio sulle inseguitrici. Bentornati in diretta secondo tempo di TF Monreale, la 12ª giornata, la prima del girone di ritorno del campionato Under 19 siciliano. Siamo nel girone B della provincia di Palermo, 3-0 per il Monreale, la doppietta di Costantino, il gol di Seidita a decidere i primi 45 minuti. Adesso l'altro spezzone di gara per assegnare i punti a questa classifica. C'è stato un cambio nell'intervallo. Nel Monreale è uscito Francesco Parlato, che comunque ha fatto una buona prestazione in difesa. Al suo posto è entrato Cristofalo. C'erano già stati 2 cambi nel corso del primo tempo. Il primo sempre del Monreale, con l'ingresso di De Cofano al posto di Randazzo, probabilmente per un problema fisico, mentre la ATF ha fatto entrare Campa al posto di Bonura. Cambio nella zona della punta centrale. Monreale che non ha avuto tantissime occasioni verso lo specchio della porta. È stata comunque una squadra cinica quella ospite, mettendo a segno 3 gol, di cui i primi 2 nell'arco di 10 minuti, i primi 10 minuti del match. Poi la TF ha preso un po' le misure, calciando anch'essa nel tentativo di centrare la porta difesa da Cannella, ma niente da fare. Poi il 3-0 di Costantino,
Pallone in mezzo, adesso ricevuto per la conclusione fuori da parte di Castellana. Questa è la più grande chance avuta dalla TF e arriva in apertura di ripresa. Castellana da buona posizione, calciato fuori e non vuole mollare per niente la squadra giallo-blu a questo punto, che si è presentata questo pomeriggio con il 4-3-2-1 di Stefano in porta, in difesa Mazzola, La Mattina, Lombardo e Sirchia. Centrocampo Castellana, Gatto e Noto, Lopez e Casimiro. Dietro l'unica punta Campa, che ha preso il posto di Bonura, mentre la Monreale è sceso in campo con il 3-5-2, Cannella in porta, in difesa Cristofalo, Davi e Daniello, centrocampo Follari, De Cofano, Barcellona, Stefano Parlato e Uzzo. In attacco la coppia formata da Costantino e Seidita. Costantino che all'andata ne fece 4, oggi ne ha 2 al momento di gol segnati alla TF. Invece Seidita non segnò nella gara d'andata, mentre ci sono diversi giocatori in campo che all'andata hanno segnato, ma che ancora oggi non hanno provato a sbloccarsi. Per esempio Davi, Daniello, il nuovo entrato De Cofano e anche Stefano Parlato, mentre Parrinello e Carlino sono 2 assenti del match. Nel frattempo punizione per il Monreale, la battuta affidata a Follari, calcia basso, la parata di Stefano, che ha visto arrivare il pallone, si è disteso molto bene, calcio d'angolo. Ha cercato l'angolino Roberto Follari. Angolo battuto corto con la ricezione di De Cofano. Cerca il cross, pallone che ribatte Seidita, largo. Cinque minuti del secondo tempo, già 2 occasioni importanti da entrambe le parti. Prima il tentativo di Castellana, da buona posizione è uscito fuori, mentre poco fa la punizione battuta da Fallari, deviata da Di Stefano. Scambia il pallone il Monreale, vince anche un rimpallo, ma c'è ancora strada da fare, non è un problema per De Cofano sul primo palo. Ancora Di Stefano, era più centrale questa qui. Altro angolo per il Monreale. Anche in questo caso battuta corta, pallone in mezzo, viene ricevuto per il tiro fuori. Niente da fare per il Monreale, ci ha voluto provare il capitano Davi. Non viene salvata.
Oh, veloce, dai, veloce. Ah, si fa, lo puoi vedere. La battuta di Follari. Ancora Follari con 3 avversari davanti a sé. Cerca di andare via. In questo modo Castellana. Un po' di proteste per il capitano della TF. Castellana richiamato dall'arbitro. Alla prossima ti ammonisco. Pallone toccato di testa da Cristofalo, ma spazzato fuori. Esattamente nell'altro campo dell'impianto sportivo del Monaco, quello che non viene utilizzato. Parallelamente a questo qui si sta svolgendo la partita. Deviazione che può essere un vantaggio per il Monreale. Sedita a lottare con il nuovo entrato Riccobono. Ancora Sedita alla meglio nel duello, poi la Veronica di troppo fa complicare la sua vita. Piazzato dalla distanza da parte di Uzzo, preso da Di Stefano, rinvio corto però ne approfitta Costantino, è un po' lontano però, ultimo tocco sì da parte di Mazzola. Costantino si prende il calcio d'angolo. Va De Cofano, pallone in mezzo, colpo di testa pericolosissimo di Lamattina ad anticipare il proprio portiere, poi botta da fuori, deviata Costantino, anch'esso anticipato da Lombardo, era praticamente pronto a calciare al volo dentro l'area piccola. Lombardo ha fermato tutto, TF che però non ferma il Monreale, che ha conquistato un altro angolo. De Cofano in mezzo, con il pallone spazzato davanti agli occhi di Stefano. Castellana lotta, Sedita recupera, Castellana va via, commette fallo però. E adesso c'è il cartellino giallo per proteste. L'arbitro lo aveva avvisato qualche minuto fa. Adesso non può nulla davanti alla decisione dell'arbitro. La battuta alta di Follari, pallone che rimbalza davanti di Stefano. L'ha vista arrivare per sua fortuna. Rischia Davi, rincorso da Casimiro. Ancora Davi, si trascina il pallone per sé. Sale Stefano Parlato, sale il Monreale. Cerca Costantino al limite, riceve, poi non ha l'appoggio giusto. Barcellona gira, De Cofano mette in movimento Sedita, che poi fa con il diagonale, un po' strozzato, lento sul fondo.
un po' di riscaldamento a bordo campo per le altre riserve del Monreale. Invece la TF ha a disposizione soltanto 3 marchi, perché 2 delle 3 riserve sono entrate in campo, ovvero Riccobono e Campa. Angolo Monreale sul primo palo, si cerca Sedita, avanza Daniello, il cross in mezzo da parte di Stefano Parlato, la parata, la presa di Di Stefano. Catto, finte di corpo molto buone, poi apre dall'altro lato la corsa da parte di Casimiro, l'uscita imprecisa di Cannella, effettuato la scelta da portiere di uscire, ma alla fine non l'ha presa la palla. Lasciando la porta vuota, cambio nella TF, l'ultimo a disposizione della squadra di casa. Entra Trimarchi al posto di Casimiro. Cambi esauriti per i giallo-blu. De Cofano alzata con la mattina e Lombardo a proteggere, proprio Lombardo a spazzare via, colpo di testa di Stefano Parlato. Sedita se la porta avanti fino in fondo, poi la mattina mette fuori. La battuta della rimessa, alzata pericolosa in difesa. De Cofano protegge Follari, la proposta in profondità di Barcellona, sempre per Di Stefano. L'arrivo di De Cofano, il passaggio per Costantino che cade in area. Non ci sono i presupposti per il fallo da rigore. Ottimo il lavoro di Follari, gira, trova però Mazzola. Catto, apertura, ma si fa male per l'intervento di De Cofano. E calcio di punizione per la TF. Questo qui invece è fallo. Follari, passaggio dietro con la sponda di Costantino. De Cofano verso Sedita, davanti il portiere, posizione regolare, l'appoggio con Di Stefano, è fuori gioco secondo l'arbitro. Giustamente bisognava aspettare l'eventuale tocco di Sedita, tocco che c'è stato. Castellana perde il possesso,
rimessa sempre della TF. Gatto, apertura dall'altro lato con l'avanzata da parte di Trimarchi, entrato dalla panchina. Castellana aggira De Cofano, entra anche in area, se la stava sistemando sul sinistro perché un paio di cose erano riuscite. Seidita in velocità e pressato dalla mattina, si ferma, Seidita calcia da fuori di Stefano. Doveva fermarsi prima o poi. La giocata di Stefano Parlato. Ancora Parlato verso il fondo, cross dentro, testa di Seidita lenta, libera Lombardo. Quasi vicino alla linea di porta. Follari, primo palo, ancora Lombardo di Stefano. Non la salva. E calcio d'angolo. Doppio cambio nel Monreale, esce Barcellona, al suo posto è entrato Jaimo. Cambio anche del portiere con l'uscita di Cannella, al suo posto Rancatore. Nel frattempo l'angolo si è battuto, ma l'arbitro era ancora alle prese con la sostituzione, tutto annullato. Il pallone è stato calciato verso il fondo. I ragazzi in campo hanno fatto letteralmente di testa propria. Per di più il pallone si è perso nel parcheggio dell'Elo Monaco. De Cofano, battuta in mezzo nella speranza di trovare Davì. Passaggio impreciso, quello di Gatto. Rimessa laterale per il Monreale. C'è Cristofalo, pallone preso da Castellana, trova Cristofalo, poi il passaggio verso l'interno che fa ripartire la TF, apertura di Gatto e la presa di Rancatore, la prima della sua partita. Il pallone viaggia, Costantino a puntare Mazzola. Stefano Parlato, finta il cross, adesso lo esegue, allontana la mattina. Seidita in confidenza con il terreno di gioco di Cofano, cade, cerca il recupero la TF con Noto, commesso il fallo da parte del giocatore in maglia giallo-blu.
Stefano Parlato alla battuta della punizione, coordinazione, pallone dentro per il tiro sporcato di Costantino. Chance per il Monreale. L'intervento di Daniello. Il pallone fuori. Monreale che ancora ha a disposizione Gulino, Brocco, Bompasso e Greco. TF, lo ricordiamo, che ha esaurito l'ingresso delle riserve. Pallone incustodito qui dalla squadra giallo-blu, conclusione da fuori e finisce abbondantemente larga quella di Uzzo. Di testa Stefano Parlato. Nessuna gestione piena, prova a muoversi la TF con Sirchia. Esce Davì. Stefano Parlato, ancora Davì. Cross con tutto il tempo a disposizione. Monreale che rimane in possesso palla nella metà campo avversaria. TF che vorrebbe ripartire in contropiede, soprattutto lungo la fascia di destra, ma che non ci riesce. Seidita si muove tanto, finisce giù. Calcio di punizione. Ultimi 20 minuti di partita. Pallone lanciato in area di rigore. Nessuna possibilità per Uzzo. Castellana. Appoggio maligno per lui. Allora Rancatore. Folari vince il duello con Mazzola. Allora pallone in avanti di De Cofano. Costantino, cross, non c'è nessuno. Secondo palo la gestione di Ricovono. Mette fuori. E c'è un nuovo cambio per il Monreale. Richiamato De Cofano, che era entrato dalla panchina nel corso del primo tempo. Soltanto per bere, farsi dare qualche indicazione. In realtà ad uscire è Daniello al suo posto. È entrato Bompasso. Cross in mezzo, colpo di testa di Costantino. Davanti la porta, fallisce il gol del 4-0. Quello che poteva essere della tripletta personale, la prima in questo campionato.
Sale la TF, pallone profondo, Campa non lo riesce più a passare. La copertura di Follari. Lombardo va avanti, Gatto stava per vincere per tutto quel lasso di tempo il rimpallo, poi non ci è riuscito più. Insiste Riccobono, tacco dietro di Uzzo. Allora Stefano Parlato in fascia dei Cofano. Ci sia Sedita che Costantino, ancora De Cofano, serve Sedita, abbastanza solo, controlla il rimbalzo, la vuole giù, calcia traversa, doppio rimpallo sul portiere e pallone spazzato in fallo laterale, ma che occasione per Sedita. Ha avuto tutto il tempo a disposizione, tutto lo spazio anche. Il pallone ha colpito la traversa, poi ha colpito la schiena di Di Stefano. Ed è tornato a disposizione per gli altri ragazzi in campo. Non c'è stato il rimpallo fortunato che ha permesso al pallone di entrare in porta. Ancora Sedita, sicuramente frustrato. Sempre Sedita, si gira, finisce giù senza fallo. L'intervento, il possesso rimane a favore del Monreale. Il gioco però si ferma. Perché Gatto era andato giù in seguito al contrasto. Avanza Giaimo. Uzzo apre tutto nella zona di Follari, calcia, però non è fuori. Campa perde di vista il pallone. Stefano Parlato per Sedita, si va da Uzzo, calcia da fuori Uzzo, Di Stefano gli stava scappando quasi. Si corre da quelle parti con Trimarchi che perde il duello con Giaimo, ma la rimessa è a favore della TF. Riccobono, Trimarchi, deve fare tutto da capo, almeno ha preservato il pallone. Mazzola a terra, tutto ok, riparte il Monreale, lamenta il fallo la TF. Follari, serie di doppi passi per servire Stefano Parlato in posizione di fuorigioco. TF che in questo secondo tempo, a parte l'occasione avuta da Castellana in apertura, non ha avuto grosse chance per riaprirla, eppure quell'occasione di Castellana sembrava dare un input per un atteggiamento diverso, nella speranza di quantomeno segnare un gol.
non è stato così con il Monreale, che fino a questo momento sta continuando ad attaccare. De Cofano, cross rischiosissimo per Di Stefano a sfiorare la traversa. Castellana, Riccobono lungo la fascia, si ritorna ancora dietro da Castellana, che la perde, dato il duello con Giaimo, che non ha mollato, è andato in scivolata, ma il possesso rimane per la ATF. Fallo su Noto, punizione. Un po' lontani dal limite dell'area, potenzialmente la possibilità di andare al tiro potrebbe esserci. La battuta di Campa, molto fuori. Monreale che è stato momentaneamente in 10 nella battuta di questa punizione, con Giaimo che adesso ha recuperato. Il rinvio di Brancatore, altro pallone alzato, sponda provata da Buonpasso, uno dei nuovi entrati. Sei dita, non è spazzato fuori. Manca il pallone. Ne arriva uno dalle panchine. Va a Buonpasso. Folari si fa male nel contrasto, infatti zoppica un minimo. Sale il Monreale. Uzzo, morbida per Stefano Parlato, troppo però sul portiere. Si lotta, fallo di Noto su Uzzo, calcio di punizione per il Monreale, che nel prossimo turno, prossimo lunedì, ospiterà il San Vincenzo. TF invece che andrà a far visita presso il San Salvatore di Partinico, il Partinico d'Ace. Calcio di inizio alle ore 15, mentre per la gara della Monreale
L'inizio è fissato alle ore 16, un'ora più tardi. Campionati juniores che si sviluppano prevalentemente nella giornata di lunedì. Questo infatti è un recupero. Sgasata, pallone messo dentro, c'è il tiro di Uzzo che lo piazza a battere Di Stefano. 4-0 per il Monreale, il gol da parte di Vittorio Uzzo. Monreale che ne fa un altro. Adesso l'unico obiettivo che può rimanere per la partita di oggi è quello di fare 5 gol, come è successo nelle scorse 2 partite contro Don Bosco Partinico e Cinisi. Fino adesso non c'è stata una partita finita con 4 gol assegnati da parte della squadra biancazzurra. Vittorie da 2 gol assegnati a salire fino ai 3 e poi dai 5 si passa a 6 per finire ai 10 dell'andata contro la ATF. Al momento si va a sbloccare, tra virgolette, numero 4. Mentre con 5 gol segnati a partita ci sono state 3 partite, appunto con Don Bosco e Cinisi, ma anche quella della seconda giornata in trasferta contro il San Vincenzo. Quindi 2 in trasferta e 1 in casa. Occhio qua al Monreale che invece in difesa rischia un po'. Clean sheet al momento per Rancatore che ha lasciato spazio ai compagni nel gestire quel pallone un po' bollente. È entrato al posto di Cannella, il clean sheet l'ho avuto oggi. Rancatore dalla panchina sta percorrendo questa strada, mancano ancora 4 minuti. Sale Trimarchi, si allunga, ma ci sono soltanto giocatori della Monreale. Follari a girare dietro. Passaggio nella direzione di De Cofano, impreciso. Allora lotta Campa, che ha dato poco di diverso rispetto a Bonura nel centro d'attacco dell'ATF. Conclusione verso il secondo palo di Giaimo. Di Stefano l'ha vista andare sul fondo in maniera piuttosto lenta.
Gioca veloce la TF, ma c'è l'intervento regolare di Bompasso. Pallone deviato fuori. Noto insiste giocata ai danni di De Cofano. Niente da fare però. Castellana avanza lui al limite con il tiro ribattuto. Protagonista Bompasso qui a difendere. C'è l'attacco da parte di Stefano Parlato, la mantiene in campo. La pressione di Lombardo, passaggio a Follari, serie di finte e poi calcia male. Recobono fa correre Campa, la salva cadendo assieme all'avversario. E così si va a guadagnare il calcio di punizione. Il fallo commesso da Cristofalo, che chiede spiegazioni all'arbitro. Entrati nel tempo di recupero con questa piccola chance per la TF. Battuta morbida verso il centro, colpo di testa di Castellana e pallone in rete. Il gol della TF con Castellana che si va a prendere la soddisfazione personale in questo finale di partita. 4-1. Alla fine non ce l'ha fatta a conquistare il clean sheet Raccatore. Dunque, con il gol di Castellana, il numero 5 in campionato, e così mantiene viva la sua striscia di gol consecutivi. Con questa partita va a 4 match di fila a segno, sono 5 nelle ultime 4 partite. Realizzò una doppietta sempre qui contro la Parmonval, un gol al Cus Palermo, un gol prima della pausa natalizia contro il San Vincenzo in una partita persa 8-5, risultato incredibile. E segna il gol contro il Monreale, quello della consolazione. Calcio d'angolo corto, battuto dal Monreale. Stefano Parlato, cross in mezzo, secondo palo, colpo di testa alto, Davi. Grande opportunità per Davi, la seconda della sua partita. Avanza Riccobono. TF
TF che approfitta della leggerezza del Monreale, dato il risultato ampio. Leggerezza questi ultimi minuti di recupero, c'è la stanchezza di mezzo. Stefano Parlato il pressing di Riccobono, ci si affida a Seidita, si mette davanti a lui Gatto, lo va a chiudere. Monreale che comunque così va a salire al primo posto in classifica. Con questa vittoria sale a 25 contro la Parmonval a 24. Animiacesi, Follari quasi a scatenare una rissa con Castellana, moniti entrambi. Non è stato particolarmente contento il giocatore della Monreale. Situazioni da evitare, soprattutto in una partita che è stata abbastanza tranquilla. Anche dal punto di vista del risultato, 4-1. Addirittura siamo nel 6° minuto di recupero. Punizione Monreale. Battuta in fretta con Stefano Parlato a lanciare Seidita, spallate con la mattina, ma eccolo qui, il triplice fischio ufficiale, il 4-1 del Monreale sulla TF, un risultato che permette alla squadra di Di Gaetano di salire al primo posto in classifica di questo girone B palermitano del campionato Under 19 siciliano. Monreale 25, Parmonval 24, una vittoria che si è consolidata nel tempo grazie alla doppietta di Costantino, i gol segnati prima al 4° minuto, la doppietta alla mezz'ora. In mezzo c'era stato il momentaneo 0-2 di Seidita al 10° e poi il gol dello 0-4 all'84°, messo a segno nel corso del secondo tempo. TF che ha trovato la gioia personale nel finale con Castellana al primo minuto di recupero. TF che però rimane all'ultimo posto con un punto solo, frutto del pareggio con la Parmonval, che adesso si trova al secondo posto, scavalcata proprio dal Monreale. Monreale che il prossimo lunedì andrà a sfidare il San Vincenzo al Bonocore, calcio d'inizio alle ore 16. TF invece che farà visita al Partinica Audace, calcio d'inizio alle ore 15, sempre di lunedì 30. È tutto dal Francolo Monaco di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.